monitoraggio da parte della Digos veneziana, un tunisino 28enne residente a Mestre segnalato dal suo paese è stato rimpatriato dall'Italia a Tunisi. Una mamma 25enne è fuggita con il figlio di 4 anni affidato ad un'altra famiglia. Durante un incontro protetto la donna rintracciata nel veneziano e denunciata. Viaggio all'inferno senza ritorno, così i residenti del condominio Ater di via Fratelli Bandiera Marghera, che disperati vivono circondati dalle siringhe infette dei drogati. Emergono i primi importanti indizi nell'indagine sull'omicidio in Messico della 35enne di Favaro Veneto e del suo compagno uccisi brutalmente da un comando armato. È giusto che possa muoversi libero per la città la promessa dell'assessore di Venezia Francesca Zaccariotto a Marco, lo studente con disabilità che chiede una rampa per recarsi a Ca' Foscari. In Veneto l'occupazione giovanile all'insegna della precarietà, secondo uno studio della CISL solo il 10% dei nuovi contatti è a tempo determinato e nel veneziano scende al 5,6%. Bimbi e ragazzi del Lido di Venezia si sono ritrovati con le rispettive famiglie per pregare insieme per la pace nel mondo e per vivere una giornata di festa e condivisione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli in primo piano, la cronaca dopo quasi un anno di monitoraggio da parte della Digos veneziana. Un tunisino 28enne segnalato dal suo paese è stato rimpatriato dall'Italia a Tunisi. È arrivato a Venezia nel 2023 con una richiesta di protezione internazionale. Ieri un tunisino 28enne vicino ai gruppi jihadisti è stato rimpatriato nel suo territorio. A dare la notizia attraverso un post su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un cittadino tunisino vicino a gruppi jihadisti e sospettato di voler commettere attentati terroristici, si legge, è stato rimpatriato nel suo paese d'origine. Il ragazzo infatti risultava segnalato dalle autorità tunisine come radicalizzato in arrivo in Italia con una nota diramata dalla Digos. Faceva parte della frangia più estrema dell'islamismo, ideologia alla base dello jihadismo. La sua richiesta alla questura nel 2023 di protezione internazionale fu bocciata. Successivamente il 28enne chiese asilo politico, ma anche questo fu bocciato. Presentò ricorso, ma venne respinto. Da qui l'avvio della procedura di rimpatrio. L'espulsione non è stata la conseguenza di un dispositivo di pubblica sicurezza, ma presa in considerazione del suo profilo e dello status di immigrato irregolare. Le ultime espulsioni legate al terrorismo a Venezia riguardano i 3 giovani kosovari arrestati nel 2017 mentre progettavano un attentato a Rialto. Scontata la pena, furono rimpatriati. Ma per un colpo alla criminalità, in via Piave a Mestre la lotta invece è continua, come racconta uno dei residenti più attivi del territorio. I controlli ci sono. Io ho parlato anche proprio questa mattina col signor prefetto e mi dice che questa notte appunto hanno fatto anche delle operazioni, sono impegnati anche in questa operazione di questo rimpatrio e sicuramente le cose qui su via Piave per quanto mi riguarda stanno migliorando, anche se nonostante tutto e tutta l'attenzione delle forze dell'ordine ci sono ancora personaggi che girano liberi e quasi indisturbati. Una mamma 25enne è fuggita con il figlio di 4 anni affidato ad un'altra famiglia durante un incontro protetto. La donna rintracciata nel veneziano e denunciata. Un piano sventato dalla polizia appena in tempo. Mamma e figlio sono stati rintracciati nel veneziano a Mestre, prima che la donna potesse portare il piccolo di 4 anni fuori dai confini italiani. Una vicenda umana difficile. Il bambino, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne aveva accertato lo stato di abbandono, era stato affidato ad una famiglia che potesse offrirgli un ambiente stabile e protettivo al fine di non esporlo ad un pregiudizio irreversibile per la sua crescita. Alla mamma naturale, che si trova in Italia senza fissa dimora, erano stati assicurati degli incontri periodici protetti. Ed è proprio durante uno di questi che la giovane mamma ha messo in atto il suo piano. Lo scorso 3 febbraio la 25enne è fuggita portandosi via il piccolo e facendo perdere le proprie tracce. Immediate le indagini della squadra mobile che assieme agli agenti delle volanti hanno fatto il possibile per rintracciare la donna ed il figlio, ricostruendo i movimenti della fuggitiva. Dopo prolungati appostamenti, in meno di
di 24 ore i poliziotti sono riusciti a trovare la donna che si era nascosta a Mestre, pronta per partire e portare il figlio all'estero. Una volta rintracciati, gli agenti hanno tranquillizzato il piccolo che sogna un giorno di diventare poliziotto e lo hanno assistito fino all'arrivo dei genitori affidatari che lo hanno riportato a casa. La 25enne straniera è stata invece deferita all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere anche penalmente per la sottrazione del minore. Viaggio all'inferno senza ritorno, così i residenti del condominio Ater di via Fratelli Bandiera a Marghera, che disperati vivono circondati dalle siringhe dei drogati. Ci siamo trovate davanti a 3 ragazzi, una fa un po' la guardia lungo la pista ciclabile e 2 qui accantonati lì che si fanno beatamente con la loro siringhetta. Vivere circondati dalle siringhe dei drogati che si fanno nel giardino di casa o nel vano scale a tutte le ore del giorno e della notte, come testimoniato dalle foto. Erano incastrate proprio le siringhe. Avere come unica forma di sicurezza contro pusher e tossicodipendenti che scavalcano le vetuste, scalcinate recinzioni, questo piccolo chiavistello, tuttavia facilmente apribile anche dall'esterno. Questo è il sistema che ci adattiamo, per fortuna non dà l'impressione di un cancello chiuso. E poi essere da sempre senza citofono e trovarsi costretti ad aprire la porta di casa per sapere chi sta bussando, con tutti i rischi del caso. Una sera, alle 10 di sera, alle 22, sono rimasta senza luce all'improvviso, così da me. Manca la luce. Io non ho avuto coraggio di aprire la porta che dà sul pianerottolo per toccare l'interruttore che mi ripristinava la luce. Viaggio all'inferno senza ritorno. Benvenuti a Marghera, in via Fratelli Bandiera, così i residenti. Proprietari e condomini del Civico 42, numero che manco si legge e si interscambia con quello vecchio, dopo aver speso 500 euro per questo piccolo chiavistello e una nuova serratura dell'ingresso sul retro, non hanno affatto risolto il problema dei drogati dentro casa e fuori, specie nel fine settimana, quando con la discoteca aperta subiscono l'orda del centinaio di ragazzini che invadono di bottiglie d'alcolici e altro genere di immondizie l'aiuola di fronte. Pure l'amministratore di condominio se l'è data a gambe levate, lasciando il posto a quello del giudice. Insomma, qui i residenti chiedono all'Ater e al comune un intervento immediato di sicurezza. Siamo anche vecchi oltretutto, sa. Non siamo giovincelli che possiamo affrontare anche emotivamente un disagio. Ed ancora cronaca, emergono i primi importanti indizi nell'indagine sull'omicidio in Messico della 35enne di Favaro Veneto e del suo compagno uccisi brutalmente da un comando. Il fascicolo sull'omicidio della 35enne di Favaro Veneto, Pamela Codardini, e del suo compagno è stato inserito dai detective in un'indagine più allargata che comprenderebbe altri 9 delitti avvenuti nello stesso fine settimana nelle varie regioni dello Stato messicano. Come riportano i media locali, ci sarebbero già degli indizi e si potrebbe arrivare a mandati d'arresto quanto prima. Una speranza per i familiari di Pamela, partiti per il Messico per organizzare le pratiche del rientro della salma con l'ambasciata italiana con cui sono costantemente in contatto. Bisognerà attendere il nulla osta delle autorità messicane vincolato al proseguo delle indagini. Sul movente sembrano avere le idee abbastanza chiare. Quel sabato pomeriggio alle 18:30 nel negozio di tabacchi gestito dalla coppia è andato in scena un regolamento di conti tra narcotrafficanti. Il compagno della ragazza sarebbe stato l'astro nascente del cartello Los Medina, braccio destro e sicario di fiducia del capo del cartello suicidatosi a ottobre nel bagno del ristorante dove gli uomini della Guardia Nazionale e dell'esercito messicano l'avevano rintracciato e circondato. Da quel momento, a quanto pare, sarebbe iniziata a caduta una spirale di violenza senza fine. Tra i casi irrisolti c'è anche quello dell'ex marito di Pamela, Alex Bertoli. Il cuoco goriziano, torturato e bruciato vivo nel 2013 in Messico, dove la coppia era andata per aprire una pizzeria.
Incidente stradale verso le 17:30 nel tratto maledetto della 4 tra lo svincolo di San Stino e il nodo di Porto Gruaro sulla carreggiata in direzione di Trieste. Uno dei due conducenti non si sarebbe accorto del rallentamento finendo contro l'altro. Sul posto i soccorritori con il personale ausiliario della concessionaria Alto Adriatico. Non ci sarebbero feriti, ma subito si è formata una coda di 1 chilometro. Venezia e la rampa dell'inclusione. Dopo la richiesta di Marco, studente 27enne con disabilità, la promessa dell'assessore ai lavori pubblici di Venezia Francesca Zaccariotto è giusto che possa muoversi libero per la città, ha detto. Marco, io credo che la risposta l'hai girando per la città. Nello specifico sarà mia cura fare un sopralluogo con la tua presenza, dove andremo a vedere punti di forza e limiti sia di una rampa che dei gradini agevolati. La risposta a 24 ore di distanza dell'assessore del Comune di Venezia Francesca Zaccariotta a Marco Levedianos, veneziano, studente universitario di 27 anni, che dovendosi spostare su una sedia a rotelle motorizzata per la disabilità ha chiesto a Cafarsetti il collocamento di una rampa al Ponte della Pazienza a Venezia. Questo ponte è il ponte che mi potrebbe, con una rampa, far accedere a tutti i servizi di Ca' Foscari e a moltissime zone di Venezia, e comodamente senza dover prendere mezzi pubblici. Con il vaporetto non sempre disponibile per via del sovraffollamento, scioperi o lavori all'imbarcadero, come è accaduto per quasi un mese a gennaio scorso, con la CTV che sarebbe stata pure sorda alle richieste di Marco. Per l'assenza dell'imbarcadero ho fatto una segnalazione alla CTV, non per lamentarmi dell'assenza dell'imbarcadero, ma per chiedere magari se ci fossero state dei servizi alternativi per farmi andare per esempio a lezione. Anche lì mi è stato detto che non c'era possibilità, anzi che per fortuna era solo un mese, che dovevo aspettare un mese e è morta là, cioè nel senso non mi è sembrato di essere stato ascoltato. La richiesta della rampa per abbattere le minimo 2 ore di tragitto andata e ritorno verso Ca' Foscari. Con questo ponte potrei arrivare a un'aula in cui frequento una lezione in 10 minuti. La Zaccariotto, che rivendica la sua attività di questi anni per rendere più accessibile Venezia, nonostante la sua peculiarità, promette di farsi carico delle richieste di Marco affinché la città sia sempre più inclusiva, dice. Mi piacerebbe dire che possiamo fare quello che serve al ragazzo per sentirsi libero di muoversi nella città come è giusto che sia. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Miranese a Mira per un incidente frontale tra 2 auto, di cui una è finita nel fossato. 2 persone sono rimaste ferite. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro erano da poco passate le 13. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Doppio arresto per violazione del divieto di avvicinamento a Venezia. In particolare la polizia ha arrestato un uomo che si era nascosto nella cantina della casa della moglie. I poliziotti lo hanno trovato nascosto in cantina e lo hanno arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Gli agenti sono intervenuti a Venezia domenica sera rispondendo alla richiesta d'aiuto della donna, che raccontava di essere stata contattata telefonicamente più volte dal marito, il quale, nonostante il divieto di ritorno, aveva lasciato intendere alla vittima di trovarsi nei pressi dell'abitazione. Nella stessa sera le volanti lagunari hanno arrestato in flagranza della violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare anche un altro uomo. Questa volta a chiedere aiuto è stata la madre, dalla cui casa del Lido il figlio era stato allontanato a seguito delle minacce che le avrebbe rivolto in passato. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio. Venezia, capitale dello smog, è una lettera aperta che contiene da un lato la denuncia di una situazione, dall'altro un appello accorato alle istituzioni, quella che l'associazione Venezia.com ha inviato al presidente Zaia e alla sindaco Brugnaro.
Venezia è immersa da giorni in una nube tossica di smog. Nelle scuole e negli asili del comune i bambini sono costretti a saltare la ricreazione o a munirsi di mascherine. Comincia così la lettera aperta di Venezia.com all'attenzione del presidente della regione Luca Zaia e del sindaco Luigi Brugnaro, responsabili della salute pubblica cittadina. Una lettera accompagnata da fotomontaggi di maschere da carnevale che diventano maschere antigas. La nostra zona è una delle zone più inquinate e meno salubri del mondo. Abbiamo confrontato i parametri di tutti i veleni, gas, PM2.5, 10, varie cose, e abbiamo più o meno gli stessi parametri di quelle zone dove ci sono le industrie chimiche in India e anche in Cina. Effettivamente basta visitare uno dei siti sulla qualità dell'aria per rendersi conto della gravissima situazione che da questo punto di vista vive la pianura padana, con Venezia tra le città in prima linea a livello mondiale. È in gioco la salute e la vita di migliaia di persone, scrive ancora Venezia.com, sottolineando la triste ironia di Venezia, città con l'aria peggiore d'Europa e allo stesso tempo candidata al titolo di capitale mondiale della sostenibilità. Lamentiamo quindi un silenzio abbastanza assordante da parte delle autorità competenti, il governatore del Veneto, il sindaco di Venezia, tutte persone che hanno responsabilità in ambito di salute dei cittadini. In periodi come questo le aziende sanitarie offrono consigli su ciò che è meglio fare e ciò che è meglio evitare, ma resta il fatto che la soluzione deve essere politica. Invitiamo quindi le autorità competenti a prendere dei provvedimenti, anche cominciando come ha fatto il sindaco di Treviso, che ha subito interpellato il ministro dell'ambiente. La situazione è molto grave e nessuno dice niente, nessuno sa cosa fare. Abbiamo sentito delle scuole qui a Venezia che hanno proibito ai ragazzini di fare la ricreazione, di mettersi le mascherine, cioè la gente vuole sapere cosa sta succedendo. In Veneto l'occupazione giovanile è all'insegna della precarietà. Secondo uno studio della CISL solo il 10% dei nuovi contratti a tempo determinato, percentuale che nel veneziano scende al 5,6%. Il Veneto ha perso il 20% della popolazione giovanile negli ultimi 30 anni e le previsioni demografiche dicono che nei prossimi 20 perderemo un altro 12% della popolazione giovanile. Non solo sono sempre meno. In Veneto i giovani hanno anche difficoltà a trovare un lavoro stabile. Secondo il focus della Fondazione Corazzin per la CISL regionale su dati di Veneto Lavoro, le assunzioni di giovani sotto i 30 anni sono cresciute solo dello 0,5% rispetto al 2018. Anno che aveva visto addirittura un più 56% rispetto al 2013 e addirittura i dati scendono del 3,4% rispetto alla ripresa nel 2022 del biennio post-pandemia. Ciò che invece rimane sempre uguale è l'instabilità del rapporto lavorativo. Siamo fermi da 10 anni a circa un quarto dei contratti di lavoro stipulati con i giovani che hanno caratteristiche di stabilità, che per noi vuol dire contratti a tempo indeterminato, che sono e restano circa il 10%, e contratti di apprendistato, che sono circa il 13-14%. Quindi la stragrande maggioranza dei contratti stipulati con i giovani sono contratti flessibili, tempo determinato oppure contratti di somministrazione. La provincia col più basso numero di contratti a tempo indeterminato è Venezia, 5,6%, a fronte di una media regionale che sfiora il 10%. Secondo la CISL non ci sono dubbi che questa fragilità del lavoro giovanile crei disaffezione verso il territorio e uno stimolo a cercare occupazione altrove. Sarà importante l'approvazione a livello regionale della nuova normativa sugli ambiti territoriali sociali, che potranno diventare luoghi di governance anche delle diverse dinamiche presenti nel mercato del lavoro giovanile. Come tradizione tutti i bambini e ragazzi delle parrocchie del Lido di Venezia si sono ritrovati con le loro famiglie per pregare insieme per la pace nel mondo e per vivere una giornata di festa e condivisione. A Venezia l'invito a costruire un mondo migliore per tutti e di pace parte dai bambini, giornata speciale di incontro e di festa per tutti i bambini, ragazze e ragazzi
delle 6 parrocchie del Lido di Venezia, che si sono ritrovati insieme con gioia a Maramocco nella chiesa di Santa Maria Assunta nel Borgo Antico per la celebrazione dell'Eucaristia, presieduta dal parroco di Maramocco, Monsignor Cesare Zanusso, e concelebrata dai parroci, dal vicario forano Don Renato Mazzui e Don Paolo Ferrazzo. Al termine della messa, i bambini hanno gettato nell'acqua della laguna davanti alla riva 2 piccole ghirlande con i rami di ulive intrecciati tra loro e i personali messaggi di pace scritti dai bambini. Sono state ricordate così anche le migliaia di vittime innocenti di tutte le guerre. In un mondo lacerato da guerre, da tante divisioni, ecco, la parola di Gesù è l'unica che è capace di guarire l'uomo dall'interno. Ecco, se uno non è in pace con se stesso, non sarà mai un operatore, come dice Papa, un operatore di pace, ecco, un fabbricante di pace. Quindi il messaggio è quello di costruire pace in tutti gli ambienti, ecco, della nostra vita, nel lavoro, nello sport. Centinaia di persone hanno partecipato alla giornata e dopo la messa tutto è proseguito con tante iniziative di gioco per i bambini e ragazze e di formazione per gli adulti per un mondo di pace, augurandosi che ciò che hanno portato le acque della laguna raggiunga anche i cuori e le coscienze. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. È in arrivo un importante cambio della circolazione atmosferica. Giovedì 8 febbraio, ultimo giorno di pressione grossomodo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi, ovunque cielo grigio e coperto dappertutto. Precipitazioni assenti in giornata, in serata e nella notte prime piogge. Temperature in lieve aumento, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 8 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulle zone montane avremo qualche schiarita, ma sul resto del territorio il cielo sarà nuvoloso con locali foschie. Entro sera prime deboli piogge a carattere sparso. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, prevarranno le nubi ma non sono escluse delle schiarite in giornata. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.